Buongiorno a tutti, sono Giacomo Pastore e sono il proprietario di A Casa Iteri Milano, un piccolo angolo di paradiso tra le colonie di San Lorenzo e Porta Ticinese, dove i milanesi possono trovare un angolo di pace a riparo dal trambusto della città. La cucina di A Casa Iteri abbraccia tutto il sud Italia, in particolare le 5 regioni di Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. I nostri chef oggi ci faranno vedere come antipasto un piatto romanticissimo della tradizione salentina, la marenna, una piccola zuppa senza tanto liquido di fagioli, cicorie e tocchetti di pane fritto. Come primo piatto invece i nostri chef ci hanno preparato il piatto di casa per eccellenza, gli spaghettoni aglio, olio e peperoncino, che vengono serviti con una sprizzata di pane grattugiato leggermente passato nell'olio. Come secondo invece i nostri chef ci propongono un piatto a cavallo tra la tradizione della Basilicata e della Calabria, capocollo servito con spinaci e cipolle rosse di Tropea. Come accompagnamento i nostri chef preparano un'altra icona della cucina casalinga, la frittatina servita con una spruzzata di pecorino e verdure di stagione. Come dolce invece vi faremo assaggiare quella che è considerata una religione in Salento, che è il pasticciotto, ovvero un soffice involucro di pasta frolla ripieno di crema pasticcera. Come la cucina, anche la carta dei vini, come gli spirits e gli alcolici, abbracciano tutte e 5 le regioni del sud. In particolar modo i vini vengono presi da piccole cantinette che fanno ancora un culto della loro preparazione, mentre per quanto riguarda le birre abbiamo 2 birre artigianali provenienti dal Salento e il peroncino. A questo punto il nostro giro è terminato, vi aspetto presto qui a casa. Un saluto a tutti gli amici di Love Restu e un saluto particolare va alle mamme e alle nonne, che sono in realtà le vere ideatrici di questo grande progetto.